Dinamiche dal pont material. Dynamics of a material point. Dinamiche. Ei è la part de fisiche che studia la relazione tra il movimento dei quarks e gli causis che lo determinin. I principis de dinamiche. I principis de dinamiche son stati formalizzati di Isaac Newton dal suo trattato Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Principis Mathematics de Philosophie Naturale, pubblicato dal 1687. Dynamics. It is the branch of physics that studies the relationship between the motion of bodies and the causes that determine it. The principles of dynamics. The principles of dynamics were formalized by Isaac Newton in his treatise Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Mathematical Principles of Natural Philosophy, published in 1687. Prim principi. Il prim principi afferma che se la forza risultante che agis sunt un ogget e è nulle, la velocità dall'ogget resta costante. Ven a stai, la sua accelerazione è nulle e dunque il suo movimento è un movimento rettilini uniformi. F vettor alle compagne di 0 se e dome se a vettor alle compagne di 0. Ven a stai, la forza è nulle se e dome se la accelerazione è nulle. First principle. The first principle states that if the resultant force acting on an object is zero, the velocity of the object remains constant. Its acceleration is zero, and thus its motion is an uniform rectilinear motion. The force is zero if, and only if, the acceleration is zero. Sistemi inerziai. Il prim principi, chiamato anche principi di inerzie, era già conosciuto di Galileo, anche se in maniere non del tutto formalizzate. La inerzie è la tendenza dei quarks a sta fermi o a muoversi con un movimento rettilini uniformi se non sono forze risultanti esterni. Un sistema di riferimento inerziale è un sistema lì che vale il principio di inerzie. Ogni sistema di riferimento che si muove con un movimento rettilini uniformi rispetto a un sistema inerziale è anche lui inerziale. Il principio di relatività galileiane, formulato di Galileo Galilei, afferma che le leggi de dinamiche sono compagni in due sistemi di riferimento inerziali. Inertial systems. The first principle was already known in a not completely formalized way by Galileo, and is also known as the principle of inertia. Inertia is the tendency of bodies to either remain at rest, or to move with uniform rectilinear motion in the absence of external resultant forces. An inertial reference frame is a system in which the principle of inertia holds true. Any reference frame that moves with uniform rectilinear motion relative to an inertial system is also inertial. Galileo Galilei's principle of relativity states that the laws of dynamics are the same in all inertial reference frames. Second principi. Il secondo principio de dinamiche afferma che la forza risultante applicata a un quark è proporzionale in maniera diretta all'accelerazione che interessa il quark e è alla stessa direzione e stesso verso di accelerazione. La costante di proporzionalità è la massa inerziale dall'oggetto. La massa misura la inerzia del quark chiappata in considerazione, o ben
con paraules più semplici, e determina troppo che è difficile farlo accelerare o rallentare. Instruc F vettor alle compagne di M per A vettor. Ven a stai la forza e le compagne ai masse per accelerazione. Se ho doprin la seconda legge de dinamiche, ho podin ridefinire il Newton, unità di misure de forze dal sistema internazionale. Il Newton ha la forza che è covente per dare a un corpo con una massa di 1 kg una accelerazione di 1 metro per secondo quadrato. Un Newton accompagna 1 kg per 1 metro per secondo quadrato. Second principle. The second principle of dynamics states that the resultant force applied to a body is directly proportional to the acceleration the body experiences, and has the same direction and sense as the acceleration. The proportionality constant is the inertial mass of the object. Mass measures the inertia of the body, which, in simpler terms, determines how difficult it is to accelerate or decelerate it. In summary, the force is equal to the mass times the acceleration. Using the second law of dynamics, we can redefine the Newton, the unit of force in the international system. The Newton is the force required to give a 1 kilo body an acceleration of 1 meter per second squared. 1 Newton equals 1 kilogram times 1 meter per second squared. Tierci principi. Il tierci principi, che è conosciuto in generale tanto che principi di azione e reazione, afferma che per ogni forza che un corpo all'esercito su un altro, si sviluppa una forza compagne e contrarie che il secondo corpo all'esercito sul primo. F vettor 1 su 2 alle compagne a mancul F vettor 2 su 1. Ven a stai la forza che l'oggetto 1 all'esercito sull'oggetto 2 e le compagne contrarie de forze che l'oggetto 2 all'esercito sull'oggetto 1. Visinsi che le forze di azione e reazione agiscono sempre su oggetti differenti e che dunque non si eliminino une con che altre. Third principle. The third principle, more commonly known as the principle of action and reaction, states that for every force that one body exerts on another, an equal and opposite force is exerted by the second body on the first. The force that object 1 exerts on object 2 is equal in magnitude, but opposite in direction to the force that objects 2 exerts on object 1. Remember that action and reaction forces always act on different objects and therefore do not cancel each other out.